Dopo aver mangiato la torta, bevuto cappuccino, qua dalla Katy. Ah, è salita la temperatura però, -4, prima era -6. Cato, torna a casa che fa freddo. Dai, ciao Cato. Cacchio. Viene un che va via dritto neanche a morire. Guarda che ghiaccio. Molla, molla, molla. Non ti trattenere. Vai, vai, vai! Fighissimo e notturna. Occhio. Ok, vai, 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 molla, molla, molla. Occhio qua. Sbagliata. Non fa freddissimo.
rischio qua. Mi punta troppo a sinistra la luce. Occhio a roccia grigia che si confonde con l'asfalto. Cos'è? Ma credevo che fosse una luce. Credevo che ci fossero dei fari che venivano su. Wow! Non l'ho vista la curva, stavo regolando la luce. Guarda. Diavolo al freno. No, avanti ho troppi problemi, devo controllare. Siamo arrivati alla macchina, adesso possiamo andare a casa. Allora, non sono riuscito a fare quello che volevo, ma va bene lo stesso. Ho collaudato i copertoni, tutte le modifiche che ho fatto, tutte le cose che ho dovuto riparare, anche l'abbigliamento, l'equipaggiamento l'ho collaudato. Ho avuto più che altro problemi ai piedi, mi si congelavano. E poi è arrivato il nuvolo e è cominciato a venire giù roba ghiacciata, allora ho detto meglio di no. Poi quando sono venuto via dalla Katie, sono andato a fare pausa torta, allora il tempo è migliorato, addirittura si è alzata un po' anche la temperatura, e che davano anche meno 13, meno 15 stanotte, perché se sorge la luna è 10:20 ma è nuvolo, e con quel piccolo ultimo quarto che rimane, e io contavo anche sulla luna a un certo punto, ho detto meglio di no, allora rimandiamo alla prossima volta.
intanto ci siamo fatti una bella gita. Boh, ragazzi, al prossimo giro.